Da Bologna la seconda corsa, confronto riservato ai gentleman, cavalli di 4 anni sulla distanza dei 1660 metri, non partente Endomalmar, sono 6, 1 Erosgad, 2 Eclatant, 3 Evacant F, 4 Hermes Gar, 5 Enea Horse, in seconda linea 7 Eva Light. I favori sono per Eclatant, numero 2, Evita Smorgon. Fase di lancio. È veloce Enea Horse che conquista in breve il comando, mentre Eclatant supera Erosgad e si sistema in seconda posizione. Enea Horse ha conquistato in breve il comando, Eclatant nella scia, poi Erosgad, mentre all'esterno Evacant F, dopo 200 metri in 15,2 cerca di risalire e progredisce gradualmente, raggiunge Eclatant in seconda posizione. Intanto il quarto, completato in 38 con Enea Horse in vantaggio, all'esterno si presenta Evacant F che chiude Eclatant, alla corda c'è Erosgad, sposta all'esterno anche, cerca di farlo Eclatant per prendere la scia di Evacant F che però non la copre interamente, rimanendo al suo esterno e tenendola così chiusa alla corda. Se ne vanno i primi 800 metri di gara, a questo punto potrebbe spostare anche Erosgad, tentato di farlo per un attimo. 1-1 il passaggio agli 800 e Enea Horse si mantiene in vantaggio su Eclatant, Evacant F all'esterno, poi Erosgad e quindi la mossa esterna da parte di Eva Light. Dopo un chilometro in 1:16,2 in vantaggio Enea Horse su Eclatant, sempre lì Evacant F in terza ruota, lo scatto di Eva Light quando siamo a 400 dalla conclusione. Allunga a questo punto Enea Horse, parziale in 15, Eclatant in seconda posizione davanti a Erosgad. Metà dell'ultima curva con Eclatant che prova a spostare su Enea Horse che si mantiene in vantaggio, lungo la corda filtra Erosgad, retta d'arrivo, con Eclatant che si lancia su Enea Horse, all'interno c'è lo scatto di Erosgad, ultimi 100 di gara con Eclatant che nel finale prende il sopravvento e vince su Enea Horse. Al terzo finisce Erosgad 1:15,1 con 29,5 a chiudere. Ha pagato la tattica dunque di seguire Enea Horse senza scoprirsi anzitempo e alla fine la vittoria per quello che è il netto favorito Eclatant con Evita Smorgon in sediolo, il training di papà Marco per conto del Scuderia Trotto Italia. Assegno dunque il favorito Eclatant Evita Smorgon.